It's my pleasure to be here for the second time, and I see some familiar faces from the last year, so I think the interest is growing in Slovenia. Thanks for coming. What we'll do today is we will go to Slovenia and we will show you some high quality, what we believe, some high quality wines from Slovenia and some typical wines from Slovenia. Buon pomeriggio a tutti e grazie di aver aspettato. È la mia seconda volta qui a Vinitaly ed è un vero piacere essere qui. Vedo dei volti che riconosco e questo significa che cresce l'interesse per la Slovenia, quindi grazie di essere e di esserci e di essere anche ritornati. Cosa facciamo oggi? Oggi andiamo in Slovenia. Vi presenteremo dei vini di qualità sloveni e vi presenteremo dei prodotti tipici, dei vini tipici. Thanks to Italy and Revia Vino who organized this, I think, very important event, and this is how I think Slovenia gets on the map. My name is Roman Gorjak. I've been raised in the winemaking family in the northeast of Slovenia. My brother still grows wine, so I've been in touch much in the wine. I do like wines after bottling, not until the process of bottling, so I left that to my brother. And I'm in the business, let's say, since '94 when I wrote the first articles. So what I basically do is here and there occasionally write, but otherwise I run the wine school. Innanzitutto desidero ringraziare Vinitaly, desidero ringraziare Revia Vino per aver organizzato questo evento. Io sono Robert Gorjak, provengo da una famiglia di viticoltori nel nord-est della Slovenia, mio fratello ancora si occupa appunto dell'attività di famiglia, io invece preferisco il vino dopo che è stato imbottigliato e di conseguenza lascio a lui, diciamo, la parte della campagna. Nel 1994 ho scritto il mio primo articolo specializzato sul vino, diciamo che lì è iniziata la mia attività, ma a parte l'attività appunto di autore di articoli che è più saltuaria, ho delle attività formative, una scuola appunto sul vino. Maybe a bit of logistics. On the very right side of the table there is a paper with some a sheet where you can write your names. So please, if you want to be listed by Revia Vino, we'll kindly ask you to know write your email on that one, a name and family name. So Slovenia, let's go there. We'll cover most of the regions here. We'll actually not stop in Posavia because it's a bit lesser region growing up, but we'll taste a lot from this part, which is called Podravje, and we will taste a lot from the very west, which is called Primorska region. So there are 3 regions in Slovenia and 9 districts. Innanzitutto una nota organizzativa, su ogni tavolo c'è un foglio dove potete scrivere il vostro nome e il contatto se desiderate appunto che Revia Vino si metta poi in contatto con voi. Detto questo, andiamo in Slovenia e vediamo quali sono le regioni che vedete sulla slide. Noi non ci fermiamo nella regione di Posavje, ma andremo anche a degustare parecchio della regione di Podravje e anche della regione che è all'estremo ovest, diciamo, che è Primorska, quindi 3 regioni e 9 distretti. Slovenia climate, just briefly, is influenced by 3 big things. First thing is the Alps on the north, then you have Mediterranean Sea on the west, and you have Pannonian Flat on the east, which is warm in the winter. So you can imagine how these 3 influence each region. Slovenia is considered a cool climate country. This is why we ordered special climatic conditions in this room, so you can get a feeling of how Slovenia feels. Yeah, this is what you get here. Il clima della Slovenia è influenzato da diverse cose, ci sono le Alpi a nord, sul lato occidentale abbiamo il Mediterraneo e poi la piana pannonica, le pianure che sono calde in realtà d'inverno nel lato orientale, quindi c'è un insieme di cose. Il clima complessivamente della Slovenia viene definito come un clima, diciamo, fresco, cool in inglese, e forse anche la temperatura che abbiamo in questa sala è stata ricreata proprio per darvi così una sensazione di quello che è il nostro clima. Well, this is how it is. So, in Slovenia, we grow grapes,
since Roman times, even before. But some international grapes, like Chardonnay and Sauvignon Blanc and Pinot Gris, Pinot Noir, they actually arrived in Slovenia in 1822. It's recorded, so it's not like a recent phenomenon. It's been with us for quite a long time. So what we like to stress about Slovenia is that we, yes, have some regional grapes, which you can find in Slovenia, maybe some countries around, and international grapes, but they already have a kind of Slovenian character. Yeah? So Chardonnay of Slovenia will taste different from Napa or Bordeaux, of course. Bordeaux or Burgundy. So first three wines that we're going to taste are three Sauvignon Blancs from two regions, and they are very different in style. We believe Sauvignon is really the grape to show in Slovenia, and we will show these three different styles of Sauvignon. Dunque, la cultura della vite esiste in Slovenia fin dal tempo dei Romani e abbiamo ovviamente anche dei vitigni internazionali, penso allo Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Pinot Nero, che sono arrivati più o meno all'inizio dell'Ottocento, nel 1822 per la precisione, ci sono dei documenti storici che lo attestano. Quindi abbiamo ovviamente, oltre a questi vitigni internazionali, anche delle uve regionali, che sono tipiche della Slovenia oppure dei paesi limitrofi, ma anche le uve che abbiamo di carattere internazionale hanno comunque una caratteristica slovena, nel senso che lo Chardonnay sloveno non sarà lo stesso di quello che possiamo trovare a Napa Valley o in Borgogna. Cominciamo con tre Sauvignon Blanc che esprimono tre stili diversi di questa varietà. Okay, so first Sauvignon Blanc comes from the region Steyerska Slovenia. I know you're gonna break your tongue if you want to repeat it, but it is pretty much here. Yeah? This comes pretty much here, so from the northeast, from the cooler climate, and the owners are actually Austrians. Yeah. They are very from Südsteiermark, so very close to Slovenia, and they somehow fell in love in some piece of land in Slovenia, and therefore they bought it. They grow Sauvignon and Furmint in this region, and this is actually, I would say, rather almost abandoned region, Haloset called, so with very steep hills. And if you want to grow grapes there, it needs to be like premium wine. Otherwise, the cost of producing wine is too high. You can't make bulk wine or an easy, like 3-4 euro wines. And some people actually failed in this region, and some people are kind of renewing it, refreshing, and it's a very good sign. So vineyards are coming back to this region. Okay, let's taste this one. Allora, il primo Sauvignon Blanc che andiamo a degustare viene da una regione che vi invito a non provare neanche a ripetere come nome, perché si chiama Steyerska Slovenia. Comunque è stata mostrata sulla slide, nella parte nord-orientale del paese, decisamente una delle zone più fresche del paese. In particolare qui i produttori vengono dall'Austria, dalla Stiria meridionale, quindi abbastanza vicina alla Slovenia. Si sono innamorati di questa zona, che è una zona abbastanza impervia, sperduta, caratterizzata da pegni molto scoscesi, e appunto coltivano in particolare il Sauvignon e il Furmint come vitigni. Dicevamo una zona abbastanza abbandonata, è difficile fare vino lì, tra l'altro alcuni sono falliti, altri sono arrivati rinnovando la produzione. È chiaro che non sono vini da 3-4 euro a bottiglia che si possono produrre in una zona del genere, sono soltanto dei vini di gamma alta, dei vini premium, e appunto questo è il primo che state degustando. So, have you tasted it? Yeah. So, what region would you think? I mean, I know it's not compared to any region, but to which region it comes close? That is famous for Sauvignon. Secondo voi a che regione assomiglia, diciamo, famosa per il Sauvignon, questo vino? No, in the mondo. So, from all part of the world. I mean, you know, few typical regions for Sauvignon, yeah? So, conoscete delle zone tipiche, no, del Sauvignon, cosa vi ricorda in tutto il mondo, non solo l'Italia?
So is this Marlboro? No, definitely not. Yeah. Marlboro no. Yeah. Is this maybe, I don't know, is this maybe Bordeaux? No, it's not. New Zealand. Yeah. But is it Sancerre? Yeah, it could be. It could be. I mean, it's Sancerre. They never smell as intense as in New Zealand or I don't know, in South Africa. Of course, it's not Sancerre. But what I like about this one, when you smell it, some people ask, is this Sauvignon? Some people actually don't find the Sauvignon in it, but it's Sauvignon, it can't be anything else. It's not Chenin Blanc, it's not Chardonnay. You find that vegetal tones, you find some herbaceous tones. It's big oak, so, and it's still, and it's Sauvignon. But on aroma, it's rather on the low-key note. But then, on the palate, it starts working. And it's, I would say, mouth-drying, savory, really, really tasty. And I think the whole business is done in the mouth for this one. È stato concordato che forse tra tutto quello che può ricordare è Sancerre, sicuramente diverso dalla Nuova Zelanda, sicuramente diverso dal Sudafrica. Alcuni assaggiando non lo riconoscono neanche come Sauvignon, perché è abbastanza diverso, insomma, meno forse percepibile la caratteristica che associamo normalmente al Sauvignon, eppure sicuramente non è Chardonnay. Abbiamo le note vegetali, abbiamo le note erbacee. C'è da dire che poi al palato sicuramente si esprime in modo assolutamente pieno e ricco questo vino. The vineyard here, if you look at the density, yeah, it's rather low density per hectare. This is because it's terraced, and on the terraces you never can get high density. It's really steep and terraced. And if you see the soil is marl, yeah. That's in Italian, but marl, yeah. And it actually gives you almost salty taste on the palate. I don't know if that's from the soil or not. It definitely influences the wine, and I think this is the great I would say cuisine wine. It's wine for have a good meal. Yeah. Se guardate la scheda vedete che la densità di impianto non è significativa per questo vigneto, perché la zona è terrazzata, visto che sono pendisco scesi sulle terrazze non è che si possa appunto avere delle densità maggiori. Il terreno è caratterizzato da marna e probabilmente questo è quello che fa sentire anche il salato che percepite nel vino. È un vino che si abbina benissimo con la gastronomia. So this one actually has been awarded a gold medal at Decanter last year. The tasters thought this is something particular. This is Sauvignon, I would say, out of the beaten path, and therefore awarded the gold medal to this one. And it's very, very much deserved. L'anno scorso ha ricevuto la medaglia d'oro di Decanter questo vino come Sauvignon che esce dal terreno noto e battuto. Un buon vino. Buonissimo. Errore mio. Veros, questa è un'altra storia. So this is completely another story. You see, the company was formed in 2007, so it's a really new project, I would say, made by three friends actually, who have been working in the wine business before. And I mean, who needs another winery in 2007? But they were brave enough to make a new winery. And they usually say that Furmint, which they produce, is their most typical. But actually, regarding the sales, Sauvignon is their number one. I think they produce 70,000 bottles of Sauvignon. And they have a small family estate, so it's quite a number for a small estate. 70. Il secondo vino che degustiamo è un'altra storia, un progetto relativamente recente perché come avete visto sono partiti nel 2007, tre amici che già avevano esperienza del settore e che insieme hanno deciso di produrre.
E ovviamente si può chiedere, nel 2007 c'è bisogno di un'altra cantina in più, di un altro produttore, ma loro ci hanno creduto e appunto con successo. Sicuramente la tipicità della loro produzione è legata al Furmint, ma il Sauvignon è quello che rimane al primo posto nel senso della vendita, insomma, del loro successo. È comunque una piccola produzione, 70.000 bottiglie l'anno. So these guys, they come from pretty much the same region, so they're pretty much here around a town called Jerusalem. Actually, there is a village called Jerusalem. It's another story. If you come to the stand, I'll explain you what Jerusalem stands for. But there is a place, and compared to the previous one, this is a slightly warmer region, and the soil is more sandy, sandstone. So you will get completely another expression of the Sauvignon. And also, this is 2016. So just been bottled a few weeks ago because 2015 is sold out. So they need to work on the new one. Più o meno siamo nella stessa regione di prima, il paese più vicino si chiama Gerusalemme. Adesso non ho il tempo di spiegarvi come mai ci sia in Slovenia Gerusalemme, ma se venite allo stand lo farò più che volentieri. Il clima in questa zona è un pochino più caldo rispetto alla precedente, il terreno, il suolo è sabbioso, arenaria e chiaramente questo dà un'espressione diversa nel Sauvignon, che è un Sauvignon del 2016, mentre nel 2015 la produzione era stata molto più bassa. Have you tasted it? L'avete già assaggiato? No? Please do. I'll wait a minute. So take a sip to get an impression. Otherwise, so we can talk the same thing. Degustatelo così poi ne parliamo. Can I go back to the first one for a moment? I mean, I certainly think There is a question. What's the first one? Yeah. I certainly think it's worth the decanter gold medal. It's certainly as good as the Pouilly Fumé, which got a gold medal. But for perfection, I would be inclined to either rein back on the palate or make the nose more intense, because then I think the two parts of the wine would be more in balance. Of course, that is what the French value above everything, balance. And it's just a personal opinion. A valid comment. We got a comment from the podium that yes, there is that I would say that there's a bit of disconnection between the nose, which is rather, I would say, shy, and then on the palate is really kind of growing. So in France, if we want to compare it to Pouilly Fumé, they would like to have it more in balance between these two, and this is a bit of comment why it probably should deserve a gentleman a gold medal by the cancer, if I got it right. Sì, è stato fatto un commento in relazione al primo vino che è stato detto meritatamente ha ricevuto una medaglia d'oro da Decanter, però forse si potrebbe lavorare di più sull'equilibrio che esiste tra naso e palato, nel senso che si rende più intenso l'uno o meno intenso l'altro per avere l'equilibrio che in particolare in Francia viene apprezzato, perché in questo momento al naso appunto è timido e mentre c'è una forte crescita a livello proprio di palato. I mean, it's a valid comment, absolutely. Commento assolutamente giustificato. So the second one is you got it now, the Verus Sauvignon. Yeah, it's a completely different story, and it's younger. Definitely, you can see it was aged in stainless steel. Much more intense on the nose. Yeah, but I would say even more intense on the palate. Even more than on the nose. Il secondo vino che state degustando appunto è il Verus, decisamente più giovane, si percepisce l'invecchiamento in acciaio, un naso sicuramente più intenso e forse ancora di più al palato. What we smell, it's really a lot of different things. I'm not going into details, but there's again some herbal notes and some tropical fruits like mango. It's much, I would say, a bit like riper style. It's much more like what we know of Marlborough. Yeah, it's pretty much in that direction, although far from Marlborough. Marlborough is even, I would say, more intense
and even more herbaceous. It's really, I would say, a young Sauvignon from Styria. This is what it is. Per quanto riguarda il profumo, senza cercare di elencare tutto quello che c'è, sicuramente le note erbacee ci sono, ma c'è anche frutta tropicale, sento il mango per esempio, più maturo, più intenso ed erbaceo, ricorda un po' Marlboro forse. Possiamo dire un giovane Sauvignon Blanc della Styria. So what these guys always want, they have I think 6 or 7 wines, all varietals. What they want to express in their wines is the variety. It's not as much, let's say, terroir-driven wines, but varietal-driven wines. Of course, they express the base, the origin. You can't, unless you make really bad, do that. What they want to do is, because that's the name of the viner as well, is, you know, verus, like real, like what would be another word? True. Thank you. True. I 6-7 vini di questa azienda sono vini varietali, vogliono esprimere questo, cioè vogliono esprimere la varietà nel loro vino, più che il terroir. È chiaro che il terroir ci sarà sempre, a meno che uno non sbagli completamente o non faccia chissà che cosa, quello ci sarà sempre, l'origine, ma è soprattutto la varietà, di cui anche il nome Verus. Maybe one more point about this wine. It is 2016, which was, I would say, rather classic. Vintage for the region, not too warm like 9 or 15 or 11 or 12, not too cold like 14 or 10 or 8, but really I would say you got ripeness and the freshness. So this one is 30%, which is still, I would say, on the moderate side for the alcohol, but has that leaf, has that acidity. And what you get in the wine is typical, I would say, house style. It's a bit of sugar left. I don't know if you spotted it. If you didn't, then it's okay. If you did, then okay as well. But this is how they, I think, approach to their clients. They obviously like a bit of sugar in it, and they drink it a lot, obviously. Dicevamo l'annata è il 2016, che è un'annata abbastanza classica, nel senso che non è stata né un anno particolarmente caldo come il 2009 e il 2015, né un anno freddo per contro come è stato il 2008, ma anche il 2010 e il 2014. Si hanno, secondo me, in questo vino che fa 13 gradi sia maturità che freschezza. E non so se l'abbiate percepito, ma si sente un po' di zucchero, che è una cosa voluta, nel senso che rende il vino più accattivante per la clientela e di conseguenza questa è una scelta assolutamente consapevole. And one important thing, at the end, it really has a long finish. I mean, it's over half a minute or close to a minute. You can still, at least I can sense the Sauvignon in my mouth. It's always sign of quality. And this is what they really do well. It's how to make this type of Sauvignon. So this is Verus, and let's continue to the next one. La cosa da ultimo da sottolineare è la persistenza, 30 secondi, un minuto di persistenza veramente Sauvignon che rimane tanto al palato, che testimonia anche la qualità di questo vino. Sono bravi a fare questo vino e a mettere in evidenza il suo stile. Passiamo adesso al prossimo. Okay, now we go to the third Sauvignon, which is again completely different piece. It comes from the region of Brda. So this is that small red thing on the top. Brda is famous for having a bit of Alpine influence and then a bit of Mediterranean influence. So the wines from Brda would typically have freshness, but a big body. Yeah, compared to previous wines who were more medium-bodied, but wines from Brda would typically have a bit more body, a bit less acidity, but still enough to be balanced. Il terzo Sauvignon Blanc che degustate proviene dalla zona di Brda, che avete visto sulla slide, è invece lontana dalle altre due, si trova nella zona nord occidentale.
subisce sia l'influenza alpina, questa zona, che quella del Mediterraneo, e questo dà un buon connubio tra freschezza e struttura, un corpo che è più forte rispetto a quello degli altri due vini che avete degustato. Un po' meno acidità, ma comunque sempre un buon equilibrio. Okay, it is immediately noticeable that this wine was oak aged. Yeah. So again, we don't get that straight primary aromas of Sauvignon like grass or herbs, but what we get is more gooseberry, even blackcurrant notes, and much more body. You see, it comes at 40% of alcohol, so this is not an appetizing wine at all. You really almost need a main dish with this one. I don't know which one, you tell, but this is definitely not an appetizer. Completely different beast. Si sente che questo è un vino che è stato invecchiato in rovere e direi che i voti di rovere, direi che forse la prima cosa che notiamo non sono gli aromi primari, le note primarie del Sauvignon Blanc, anche se sicuramente sentiamo le note erbacee. Ci sono però dei piccoli frutti, sentiamo al di là dell'uva spina anche la mora, direi. È un vino che fa 14 gradi, quindi sicuramente non un vino da prendere alla leggera e non un vino da stuzzichini. Marian Simčić is, I guess, considered one of the best winemakers or wineries in Slovenia at the moment. And they produce wine in 3 layers or 3 quality levels, like classic. Then it comes selekcija, like selection. And the top tier is Opoka or Marl. Actually, Opoka stands for the marly soil. Opoka in the local language means marl. Questa azienda, spero di pronunciare correttamente, Marian Simčić, è sicuramente molto famosa per la produzione dei suoi Sauvignon Blanc. I vini rientrano in 3 livelli di categoria, loro chiamano classico, e poi c'è la selezione, e poi quello che chiamano Opoka. Opoka in realtà è il termine locale per dire marna. This is definitely wine that is not to drink immediately. You can age it for another 4, 5, maybe even 6, 8 years. And obviously James Suckling liked it a lot and gave it 95 points for this one. And what I like about this is really that purity of Sauvignon that is coming out of layers of gentle oaks. It was really smart winemaking and expression of the Sauvignon, which was obviously possible only by selecting the best parcels, because he studied the soil thoroughly, and when he found a lot of marl in the soil, then he said this is where my best vineyards are and will be, and is vinified separate. Sicuramente questo non è un vino da bere subito, è un vino che si può lasciare lì ad invecchiare per 4, 5, 6, addirittura 8 anni, e bevendolo capiamo come mai abbia avuto i 95 punti di giudizio da James Suckling. Apprezziamo la purezza di questo Sauvignon, apprezziamo anche la gentilezza che deriva dalla produzione nel rovere. Sicuramente c'è stata molta intelligenza nella produzione di questo Sauvignon. Tra l'altro questo deriva da una selezione molto accurata degli appezzamenti, perché è stato cercato il terreno giusto e dove c'era la presenza di marna sufficiente per poter ottenere quello che si voleva, lì praticamente ci si è concentrati e quelli sono stati i vigneti utilizzati per fare questo vino. So this wine is very big and intense. So before we go to the very gentle sparkling wine, which comes next, I suggest you have some water, some snakes, some glycine you take. And while you do that, we can maybe discuss the first 3.
Any questions, any comments about the first three? Three completely different Sauvignons, I think all three high quality and expressing actually what Slovenia can do. Honestly, there aren't that many great producers of Sauvignon, but a lot of good producers, yes. Any comments? Yes? They come from, these Sauvignon Blanc come from 3 different parts of Slovenia. Yep. Right. Are the vines trained in the same way? Ok. Allora, dopo qui fin qua è anche la domanda che è stata posta. Prima di passare ai vini successivi, che sono bolle e danno tutto un livello di intensità diversa, mi è stato suggerito di bere un po' d'acqua, mangiare 2 grissini e diciamo dimenticare i primi 3 vini, sui quali però mentre fate questa cosa discutiamo. In termini appunto di quello che apprezzate, se ci sono domande e commenti, sono 3 Sauvignon di grande qualità, non ci sono tantissimi produttori straordinari di Sauvignon, ma tanti di bravi, sì. È stato chiesto, se ho sentito abbastanza, che se la tecnica di allevamento è la stessa per queste 3 produzioni. The training system was the Yes, actually the training system is the same. This is all single bio vineyards. It's actually something that works very much in this region. There is enough of humidity in our vineyard, so we can't make a bush or something. So single bio, and if you want to make a high quality grape, single bio proved to be the best system to have consistency and how to avoid a lot of interference. One of the challenges in Slovenia is that the weather pattern is heavily irregular, so you can't know in advance what is coming. If you're in South Africa or in an Napa Valley, you know you have a dry growing season. In Slovenia you can have a completely wet winter or a completely dry winter, and you don't know. And you can have a wet July or a dry July. It's really unpredictable. So a lot of small steps need to be done in the vineyards to actually go for quality, high quality. Il sistema di allevamento è in tutti e 3 i casi la Guyot semplice, che funziona bene, nel senso che abbiamo un livello di umidità tale per cui non abbiamo bisogno di ricorrere ad altro, al berello o altro. E questo tipo di allevamento ci dà la qualità di cui abbiamo bisogno, soprattutto a livello di coerenza e per evitare interferenze. Abbiamo un problema in Slovenia che è legato all'irregolarità climatica, nel senso che non siamo una regione come Sudafrica dove si può già aspettarsi quale sarà l'andamento stagionale delle temperature o dell'umidità. Può essere che un luglio sia piovoso e l'altro no, che l'inverno sia secco e l'altro invece no. Quindi in campo bisogna fare tante cose, ci sono tanti piccoli accorgimenti che devono essere fatti e presi per garantire la qualità. Obviously the guys are doing a good job to overcome all this hassles that they have. E naturalmente appunto i viticoltori fanno un bel lavoro perché riescono ad ovviare a queste difficoltà oggettive che ci sono. Okay, maybe there are some comments on Sauvignon, but I would really like to move forward to Sauvignon, to Viana Brut, because otherwise it'll get warm and all the bubbles will get out. So Viana is the winemaker that is actually focusing on sparkling wine only. I think it is heavily essential to make only one style of the wine. If somebody makes dry wine and sparkling wine, you probably cannot expect both of them to be great. If somebody makes sparkling wine, he needs to train wines differently. He needs to have different clones. He needs to have different vineyards. Why? They need to be cooler. He needs to have more yields. Like in Champagne, they have 15 tons per hectare. So you need to put more, have bigger yields in the vineyard. You need to know which grapes to grow. In the case of Viana, he does with Champagne grapes, so Chardonnay, Pinot Noir, and local Ripoll. Allora, prima che si riscaldi passiamo alle bolle.
Il produttore è Viana e fa soltanto appunto vino, passatemi il termine, frizzante. Lo stile è molto importante in questo senso, perché è chiaro che se un produttore fa sia bolle che non bolle è difficile che sia una produzione eccellente in entrambi i casi. Invece in questo caso ci si concentra esclusivamente sulle bolle con un risultato di ottima qualità. E questo perché? Perché sono diversi cloni, sono diversi vigneti, c'è bisogno di una temperatura diversa, più fredda, le rese sono diverse, lo sappiamo anche dallo champagne e di conseguenza anche i vitigni saranno particolari rispetto alla produzione di altri tipi di vini. Qui abbiamo come varietà quelle dello champagne, Pinot Noir e Chardonnay, con anche però una ribolla locale. So, a few words about Ribolla. It's quite low on the aromatic profile, but has so low alcohol, high acidity, and not so aromatic. Not as great to show out autolytic as Chardonnay and Pinot Noir, but very good to add this regional character. Per quanto riguarda la ribolla, si distingue sicuramente rispetto a Chardonnay e Pinot Noir, nel senso che è meno aromatica. E anche meno alcolica, diciamo così. Per contro ha un'acidità molto più spiccata. So, Viana always says, I don't want to make champagne. I don't want to be a bad copy. I want to be a good original. Yeah. So this is what it is. He makes proper, I would say, sparkling wine from Berda. So this is the same region as the previous Sauvignon. I'm not going to show you on the map. It is for sparkling wine a rather warm climate. So you need to be very smart, and this guy is very smart. I was told by other people. He used to be inspector in the casino, so he had to watch his people not to steal the money, and he had to watch the guests not to steal the money. So he is very smart, and he knows how to observe things, because it's the devil is in the detail, and this is where he is good at. So he needs to slowly observe, and to make small change every year. And actually, his sparkling wine are getting finer and finer every year. For this one, he received again a gold and a decanter. Questo produttore Viana dice sempre una cosa: non voglio essere la brutta copia dello champagne, voglio essere un bel originale, e di conseguenza non cerca di imitare, ma di essere se stesso. La regione è la stessa dell'ultimo Sauvignon Blanc che avevate degustato, cioè la regione di Brda, che è abbastanza calda per essere una regione per questo tipo di produzione. Ma il proprietario è estremamente intelligente, è molto attento a tutto quello che avviene appunto nelle sue vigne e non solo, e questo perché si dice in inglese che il diavolo sta nei dettagli, e di conseguenza ad ogni dettaglio bisogna prestare attenzione se si vuole che il risultato sia buono, e ogni anno interviene cercando di cambiare qualcosa per migliorare sempre di più, e è quello che è successo in realtà. Questo produttore è stato il primo a ricevere la medaglia d'oro di Decanter. Okay, so if you taste it, I hope you did. I'm just listening to what I'm telling you. You will see that it's really delicate type. It's not rich and heavy type of sparkling wine. It's a rather delicate type, but with nice intensity, nice complexity, and acidity. You can even look at it's far from champagne. It can't be champagne. Why would you even want to have a champagne? Ecco, se lo state degustando sicuramente apprezzerete la sua delicatezza. Non è sicuramente una bolla ricca quella che stiamo bevendo, ma c'è comunque una bella intensità, c'è anche una buona complessità, e l'acidità è chiaro che è diversa da quella dello champagne, perché poi dovremo cercare di essere come lo champagne. Next three wines are three whites from regional grapes. Yeah. So first is Furmint, again from Stárska, Slovenia, let's say from Jerusalem, yeah. And then we have Malvasia from Enisimčić, again from Brda. And then we have a third regional grape, which is Ribolla Gialla from Klet, Brda. Okay, let's go one by one.
Il prossimo gruppo di 3 vini, 3 bianchi, sono innanzitutto un vino che viene anche lui dalla Stariecka, Slovenia, usiamo la parola Gerusalem che è più facile da ricordare e anche da pronunciare. Poi abbiamo, ed è Furmint, poi abbiamo una Malvasia di Edi Simcik e la Ribolla Gialla dalla regione di Brda. Cominciamo. Okay, let's go to Furmint first. So Furmint is an ancient grape variety. You probably know it more for Tokaj. Yeah, it is considered Hungarian grape variety, but honestly, pretty much at the same time it arrived in Slovenia. But Hungary made it famous. It was us. Allora, per quanto riguarda la varietà Furmint è antica, la conosciamo tutti e la associamo prevalentemente al Tokaj, quindi ungherese, un vitigno ungherese. Per la verità si tratta di una varietà che è arrivata nello stesso momento, nello stesso periodo, sia in Ungheria che in Slovenia. Sono stati gli ungheresi però a renderla famosa e di conseguenza passa come ungherese. As a grape variety, it's actually very popular in around Jerusalem. I would say for centuries, and it can be used for a very simple wines, then for some, I would say, top quality wines, and even for some botrytis wines. Yeah, so like chocolate Berenhouse Lese or even ice wine. So it can make all these 3 styles. Si tratta di un vitigno che è molto diffuso nella zona appunto di cui stiamo parlando, la zona di Gerusalemme, e può essere utilizzato per diversi tipi di produzione, per 3 tipi di produzione, sia vini molto semplici, sia vini di altissima qualità, che vini botritici e ice wine, per esempio. Okay, it is not hugely aromatic grape variety, although if you smell this one, this is not shy. This is kind of, I would say, of medium intensity on the nose. And there's a lot of pears and apples, especially these pears, and this is Furmint. It can't be anything else if you smell what you smell in the nose. This is, I would say, very much one of the possibilities, not all the possibilities. This is Furmint, if you smell it. Non è tanto aromatico, è abbastanza timido nei suoi profumi. Diciamo che il naso può essere medio, però sicuramente percepite molto pere e mele. Ecco, sentendo questo uno pensa immediatamente al Furmint, magari non soltanto a questo vitigno, ma sicuramente in prima battuta al Furmint. Then on the nose you will find it's very dry. Okay, that's the choice of the winemaker. But then this is quite, I would say, medium bodied, going to the more full bodied, but Furmint is usually on the lower side of the alcohol. This is quite rich and ripe, which is also the question of vintage 2015. But acidities are high, quite goodly expressed. You see 7.3. This is Furmint. Allora, avete percepito sicuramente anche che è secco, ma questo deriva necessariamente da una scelta ben precisa che è stata fatta dal produttore. Dicevamo un corpo medio che diventa poi via via un po' più rotondo e comunque ricco e maturo. Questo è anche perché è l'annata che andiamo a degustare, che è il 2015, che era tipica in tal senso. L'acidità ha un'ottima espressione e questo 3.27, 3,3 sono sostanzialmente di pH, secondo me è ottimale. If on the nose is very fruity, on the palate is, I would say, more savory and salty, maybe disconnected again, a bit different than on the nose, but on the aftertaste I get all these pears back. And maybe about the name, 7 numbers, what these guys have been trying to do, because this is one of the biggest producer in Slovenia, second biggest producer, maybe the first. So they cover like close to 1,000 hectares. Few they own, few they buy from, and this is coming from single vineyards after translation. Ecco, se al naso era particolarmente fruttato, sicuramente al palato apprezzerete delle note che sono più speziate, salate addirittura, e anche qui forse ci può essere una sconnessione tra i due, tra i profumi e tra gli aromi. Sicuramente però nel retrogusto
le pere ritornano molto, molto presenti. Due parole sul nome, perché vedete si chiama Seven Numbers, 7 numeri. Come mai? Tra l'altro questo è un produttore grandissimo in Slovenia, secondo, forse anche primo a questo punto tra i produttori. Hanno come riferimento, diciamo, sia tra uve conferite che di proprietà 1000 ettari e sono monovitigno. So they selected 7 vineyards. So number 7 is for Furmint, number 6 is, I don't know, maybe for Riesling. So each vineyard has its number. We have 7 numbers, 7 different numbers. Yeah. Il numero 7 si riferisce al vitigno Furmint, ad ogni numero ne hanno attribuito uno, per cui il Furmint è il numero 7, il 6 magari, non so, il Riesling o qualcos'altro, ma comunque da qui il nome. A very nice wine, I need to say. Yeah, I'm tasting it today for the second time actually, and really it shows what Furmint is all about. È la seconda volta che lo degusto questo vino e mi piace parecchio perché trovo che esprima il Furmint veramente bene. Okay, so that was Furmint. We move on to Malvasia 2014, and it comes from Brda again. So a lot of Brda today. It's rather one of the top Slovenian regions, so I think the number of representation of Brda is valid. Il prossimo vino è la Malvasia 2014, la regione è ancora una volta Brda, avrete notato che è molto molto presente, ma lo è per una ragione, nel senso che è una delle regioni vitivinicole principali del paese e quindi la sua presenza nella degustazione riflette anche la sua importanza. Ok, Malvasia, questo è it is actually Malvasia istriana. As you know, there are many different Malvasias on the planet, and they only have similar name, but DNA is completely different. So if you take Malvasia del Lipari or Malvasia from Italy, it's completely different grape. And this is Malvasia istriana, which grows a bit in Italy and Slovenia and Croatia. Questa Malvasia in realtà è la Malvasia istriana, nel senso che sappiamo che al mondo ce ne sono varie di Malvasie, ma condividono il nome ma non condividono il DNA, nel senso che ci sono delle differenze significative, per esempio tra questa e quello che possiamo trovare nel centro Italia. È proprio diversa l'uva. La Malvasia istriana la troviamo in Italia, in Slovenia e in Croazia. So a few words about Edi Simčić. He is, as you will see, it's a private house. Edi Simčić is his father. This is Alex Simčić, his son, and there is the next generation already firmly in the place. Maybe he doesn't make like simple classic line. All his wines are already, let's say, expensive or premium price or mid price, and all his wines are aged in oak. So there is no stainless steel except for fermentation. But for the maturation, it is always oak, small or big. Slovenian oak. Slovenian oak. Appunto il produttore è Edi Simčić, il nome Edi è quello del padre, nella foto invece vedete il figlio Alex, c'è già la prossima generazione appunto pienamente attiva in azienda. Questa è un'azienda che non fa vini da poco, non parte da vini semplici ma vini di alta gamma, vini premium e non sono invecchiati in acciaio ma in rovere. Okay, so the question was if this is from Slovenian oak. Actually, there are very few Slovenian oak barrels. There are much more Slavonian oak barrels, which is a region in Croatia, and a lot of Piemonte and a lot of Tuscany is actually aged and matured in Slavonian oak, especially 2,000-liter ones, yeah, so not new ones. But I think in case of Edi Simčić, it's more or less, I'm not 100%, but it's more or less French oak. French oak. È stato chiesto da dove provenga questo rovere, se sia rovere sloveno o meno, e la risposta, anticipando il finale, è che senza averne la certezza piena dovrebbe essere rovere francese.
In realtà di botti di rovere sloveno ce ne sono veramente poche, invece o è francese o è rovere della Slavonia, che è una regione della Croazia, così come accade per tanti altri vini che vengono appunto invecchiati in rovere della Slavonia, anche in Piemonte, in Toscana. Okay, what you can see on this wine is also, I would say, very floral, honey sensations on the nose, and a bit of like sage, yeah? Sage is salvia. Per quanto riguarda i sentori, floreale, miele anche e un po' di salvia. And quite texture is oily, yeah? We didn't have, except for of course Eddie Simčić, Marian Simčić Sauvignon, here we have like oily texture. And the alcohol, I would miss it completely, it's 12.5, yeah? Usually Malvasia, it's quite, it loves high alcohol and low acidities. But and there is much more in Istria, which is warmer. But in Brda, it gives its own expression, which is pretty much what you get here. La tessitura è grassa, oleosa, diversa sicuramente da quello che abbiamo sentito e provato prima di Marian Simčić. Per quanto riguarda i gradi siamo a 12,5, che forse è un po' anomalo rispetto alle altre malvasie che hanno un grado alcolico superiore e un'acidità bassa. In Istria le malvasie sono diverse da così, e questo dipende dal clima più caldo. Qui abbiamo un'espressione tipica di questa zona. And if you could see that the 2014, very much like in Italy, was a very, very difficult year, this is a rather great result for what it got out. I mean, if you do your business in the vineyard, as we were spoken a bit before, then this result is possible even in a terrible vintage like 2014. It's not the greatest Malvasia you can get, it's really good, it's really good. Il 2014 è stato un anno difficile da noi come sicuramente anche in Italia, eppure il risultato è ottimo. Lo dicevamo prima, se si lavora in vigna come bisogna lavorare si può ottenere un buon vino, forse non il massimo dell'eccellenza per una malvasia, ma sicuramente un ottimo vino anche in condizioni difficili come è stata l'annata 2014. Okay, the next wine we will go through is Ribolla Gialla from Clet Brda. So again Brda, and actually it is Cantina Sociale, so it is a co-op from Brda. I think around 400 producers are bringing grape to this one, and this is a really, really good Cantina Sociale. They really make simple wines, but they can make some really, really good wines. And the winemaker on the picture is very much co-responsible. Of course, he's not the only one, but he has a brilliant mind. Il prossimo vino che degustate è la Ribolla Gialla, ancora una volta da Brda, perché è Clet Brda. È una cantina sociale questa, è una cooperativa con 400 conferitori, lavorano molto bene e fanno sia vini diciamo un po' più semplici che vini veramente ottimi. Gran parte insomma, del successo e della bontà di questi vini la si deve al signore il winemaker che vedete sulla slide. Okay, we had a bit of talk about Ribolla Gialla before. We said it's original grape. It was really on the edge of being extinct, like 3 decades ago. It was really unpopular, only responsible for the lowest quality wines. But then a shift happened, and now some winemakers can make like 3 different versions of Ribolla because it's really, I would say, a signature grape variety of Brda region. La Ribolla Gialla una trentina d'anni fa stava quasi per scomparire, nel senso che era legata a vini di scarsa qualità e praticamente stava per estinguersi la produzione di vino da Ribolla Gialla. Poi qualcosa è cambiato, è intervenuta una variazione notevole, tanto è vero che adesso diciamo che è una delle carte da visita proprio della regione di Brda, addirittura alcuni riescono a farne 3 versioni diverse. I don't think we can make a tasting of Slovenia
general tasting, not specialized, without Ribolla and without forming. So these two are kind of our proud. Direi che, a meno che non si tratti di degustazioni estremamente specialistiche, non possiamo fare una degustazione di vini sloveni senza includere Ribolla e Furmint, che sono veramente tipici. Okay, this one, as you can see, is 2013, so already 4 years old. Usually Ribolla would not be something you would hugely age, but this one is now in its prime, showing no whatsoever signs of decay or being old or something. This is really in top condition now, and showing that Ribolla can be aged at least for a midterm aging. Avrete visto che è un 2013 quello che stiamo bevendo, quindi è un vino che ha 4 anni. Di solito la Ribolla non è una varietà che si presta tantissimo all'invecchiamento, ma direi che qui stiamo degustando qualcosa che è decisamente nel momento migliore. Non c'è assolutamente traccia di qualcosa che ci faccia pensare ad un vino vecchio o ad un vino che ha subito una forma di decadimento in qualche modo, è al suo meglio. Quindi si può invecchiare questo vino, sicuramente ecco diciamo un invecchiamento di medio termine. Ribolla, as you already said, is not hugely intense, has no intense aromas, it's more on the shy side. But this one has lovely, I would say, floral, honeyed and lemony, I would say, quality on the nose. And because it was aged in oak, we get again that nice texture on the palate and lovely. Dicevamo prima che la Ribolla non è che abbia un profilo aromatico estremamente intenso, ma abbiamo tanto comunque, perché abbiamo sentori floreali, abbiamo anche il miele, abbiamo anche il limone. Quindi una ricchezza da questo punto di vista e sicuramente anche una ricchezza a livello di texture che è legata all'invecchiamento in rovere. I think it was very smartly aged in oak, because oak is really kind of to support, not to dominate. And again, maybe acidity. If you see the acidity, really kind of gives it a lift. Io direi che hanno veramente invecchiato questo vino con intelligenza, perché il rovere sì è importante, ma da sostegno e non appunto non deve prevalere, non deve essere una nota dominante. Poi c'è l'acidità che sicuramente dà qualcosa in più. Okay, so Ribolla is obviously an important thing, at least in Brda, because next wine is Ribolla and Chardonnay, and a very, I would say, particular wine made by winemaker Movia, Aleš Kristančić is the name, and probably the most famous winemaker from Slovenia. One people would say he actually put Slovenia on the map, which is not untrue. Dunque, ancora Ribolla per il prossimo vino, ma in questo caso in abbinamento con lo Chardonnay, una cosa molto particolare. Siamo sempre nella regione di Brda e dicevamo una cosa speciale: questo produttore Movia e in particolare, perdonate la pronuncia, Aleš Kristančić, sono molto importanti, molto noti. Addirittura c'è chi dice che è grazie appunto a lui che la Slovenia sia nota come paese in cui si produce vino. Okay, Aleš, if you ever had a chance to meet this guy, he's crazy on positive side, and energetic, and always full of ideas, and he always gives you like a boost. Everything is possible with him. And if you look, we decanted this wine. We had to, otherwise it would be clouded. It was obvious, completely unfiltered. You can call it orange if you want, I'm not. Because there's sediment in the bottle, always there's a sediment. You get 1 liter actually. Yes. So you get, it's a 1 liter bottle. Yeah, so there is more than, like, there's, yeah, 001 is left, yeah. Okay, this is 2014, 13, and more comes after the translation.
Allora, questo Aleš è un soggetto notevole, matto nel senso positivo del termine, pieno di energia, pieno di idee, una persona che veramente ti coinvolge, ti riempie anche di positività. Con lui sembra che tutto sia possibile e quindi si è necessariamente ottimisti. Questo è un vino che va decantato, è un vino non filtrato, c'è il sedimento che avete visto e questo fa sì che sia sempre la bottiglia da 1 litro proprio per ovviare a quello che si perde necessariamente. E l'anno è il 2013. Okay, so the way this wine was produced, you can read it in the brochure, it's really particular. So the whole grapes, all the, not whole grapes, but whole berries were put in the barrel, and then some of them started to ferment, pretty much I would think like in a Beaujolais, yeah? They started to burst, and then the fermentation started in the whole barrel, and the wine was in the barrel for 8 months. So roughly speaking, 8 months. After that, it was simply decanted from the barrel, unfiltered, and this is what you get. So I would say really minimum interference in the winemaking. Yeah, it's not natural because Aleš helped making it, but this is really minimum interference. And you see how good it can get, even with minimum interference, because some wines with minimum interference have maximum problems. Yeah. This one is beautiful. It is clean as a whisk. Again, it's floral. I don't know. I'm smelling flowers today. I don't know if that's the case with you, but I have a lot of flowers today in the wines. Some white flowers here, really delicate, really delicate. È una produzione particolare quella che stiamo appunto assaggiando, potete trovarla anche descritta nel materiale che vi è stato dato. Comunque, in estrema sintesi, gli acidi vengono messi in una botte a fermentare, è un po' come il Beaujolais, e alcuni si aprono e cominciano appunto il processo di fermentazione che avviene nella botte. Rimangono lì per 8 lune, diciamo più o meno 8 mesi, e poi il vino viene decantato, non viene assolutamente filtrato. Quindi il processo di vinificazione veramente interviene al minimo, non è naturale chiaramente perché è Aleš che fa questo vino, ma l'interferenza è minima. Sappiamo che a volte quando l'interferenza è minima i problemi possono essere massimi e in questo caso assolutamente no. Io oggi tra l'altro sento in tutti i vini che abbiamo degustato tanti fiori, non so se anche voi, ma io li ho percepiti tanto e li sento anche qua, sono fiori bianchi, sono fiori molto delicati. When I tasted this wine at home in peace, and if you close your eyes and you smell it, I don't know if will happen to you, but I had a Pinot Noir idea. Close your eyes, taste it, smell it, and I had like a bit of like with Pinot Noir with a bit of the steams. Yeah. I don't know if that's the case with you, but it happened to me. Quando l'ho assaggiato a casa in pace, in assoluta tranquillità, ho chiuso gli occhi, ho avvicinato il bicchiere al naso e ho avuto una percezione di Pinot Nero. Ho sentito del Pinot Nero, non so se accade anche a voi, provate, chiudete gli occhi con tranquillità e sentite se anche voi percepite il Pinot Nero. You know what's the recipe for a long life? One of the things you can do is make a fool of yourself once a day. I just did it. So. Sapete, per vivere a lungo c'è una ricetta che funziona sempre ed è rendersi ridicoli, fare una stupidata una volta al giorno. Io anche ho appena fatto lo scemo con voi. Okay, this ribolla, if you put it in the mouth, you can get tannins. Yeah, so it has a bit of mild drying sensation, not hugely, but just touch. And this gives you a sensation that really, I think all the skins were kind of disintegrated in the wine, pretty much everything. You really need a very ripe berries to do so. And at the end, there was no sulfur added, so it is really as it is. Al palato si percepiscono i tannini,
devo dire che è una sensazione piacevole, è una sensazione lieve, non eccessivamente marcata, ma si percepisce che le bucce si sono disintegrate all'interno del vino e perché ciò avvenga, per poter avere questo risultato c'è bisogno di acini molto maturi e non c'è aggiunta di solforosa. Okay, in the glasses you have 8 whites and there's 4 reds coming. This is pretty much Slovenia. Yes, we are 60% whites and 40% reds. So this is somehow also represented in the glass. What you have now in the glass is actually not Pinot Noir from Veripex, but there is this one. So you're getting Redo from Buria. And please pour the Pinot Noir as well. Okay. Yeah, please both. We'll taste them. They have some similarities. So Pinot Noir and so in your glass, which is glass number 9, you have this one. Okay, this is now served, and now Pinot Noir is coming. What you can do also is just for your memory, go and smell the whites one by one. I'll leave you 1 minute, not more, to do so. 3 Sauvignons. Then is 1 sparkling and 4 local grapes. I'll do the same. Allora, finora nel bicchiere avete avuto 8 vini, rimangono ancora 4, 8 bianchi e rimangono 4 rossi e questo rappresenta bene le percentuali in Slovenia, nel senso che siamo più o meno al 60% di bianchi e 40% di rossi. Quello che vi è stato già servito in realtà non è quello che avete nella sequenza nella brochure, cioè non è il vino nero Veripax, ma prima vi è stato servito Buria Reddo, quindi il vino numero 9 è Buria, poi ovviamente degustiamo anche l'altro. Vi lascerei 1 minuto per andare di nuovo a sentire i profumi dei bianchi che abbiamo degustato fino adesso, quindi 3 Sauvignon Blanc, poi le bolle e poi 4 vitigni locali. I enjoyed it. I hope you did too. Mi è piaciuto, spero anche a voi. Quite a range. Bella gamma. Okay, I think it's very easy to distinguish between these two that are served. The 2015 is much more violet, and the Pinot Noir, which is 2011, is much more garnet. So it's really easy to know which is which. Credo possiate distinguere bene i 2 vini che sono stati serviti nell'ordine inverso, perché il Buria del 2015 ha un colore molto più violento, mentre il 2011, il vino nero del 2011 è rosso granato. Okay, the wine we have now, Redo, is the cask sample, so it's not bottled yet. Quello che state degustando, il Reddo, in realtà vedete che è una bottiglia che non è ancora quella definitiva, non è ancora stato imbottigliato questo vino. This is really a local, I would say, local blend, and the blend is made of 60% of Schioppettino, 20% of Blaufränkisch, and 20% of Refosco. Il blend è molto particolare, molto locale, 60% Schioppettino, 20% Blanc Frankish e 20% Refosco. So the color at the moment is not hugely intense, it's quite intense, violet, and very, I would say, very on the fruitier side, dark fruits on the nose. Il colore in realtà non ha ancora raggiunto la sua massima intensità, è già intenso, ma non ancora come sarà. E
sentiamo molto la frutta rossa scura. This is really the wine in the making. Yeah, it's not finished yet. It tastes different in the tasting room. It tastes different here, but it's really something particular. So Schioppettino is quite, I would say, aromatic, spicy grape variety. Blaufränkisch is also spicy, having, I would say, black pepper. And what is particular about Blaufränkisch? I don't know if you heard the news, but 3-4 months ago, the Austrian researchers said that Blaufränkisch is very, very likely of Slovenian origin. So it's ours. And there is Refosco, which we will tell more when we taste the next wine, which is 100% Refosco. Per quanto riguarda questo vino, deve sarete accorti, è un vino ancora in itinere, non è un vino finito, ma comunque è particolare già, è speciale e soprattutto dal punto di vista aromatico sentiamo le note speziate dello Schioppettino, ma anche nel Blaufränkisch, e lì in particolare io sento pepe nero. Non so se abbiate sentito le ultime novità a proposito di questa varietà. È una cosa appunto che è stata detta 3-4 mesi fa. Dei ricercatori austriaci ne fanno risalire le origini proprio alla Slovenia, quindi è nostro quello che stiamo degustando. E poi ovviamente c'è anche il Refosco, che però sentiremo meglio nel prossimo vino, che è interamente Refosco. So the region is Vipavska Dolina, Vipava Valley, this thing here, which is in the lower part, a bit warmer because of more Mediterranean influence, and where this winemaker is from the upper part, which is a bit cooler because it has a bit less Mediterranean influence and a bit more Alpine influence. La regione che vi è stata mostrata sulla slide è la regione della Vipavska Dolina, che è un po' più calda, un po' più a sud, quindi risente un po' di più delle influenze del Mediterraneo. Il winemaker proviene dalla zona più settentrionale invece del paese. Okay, what is also this winemaker is in the process of becoming the biodynamic, and already things are done in a dynamic way, but not certified because you need some period to get it. It'll be there, I think, in 2019. And what I like in this house, particularly from 2015, is really the purity of the fruit. Yeah, and no messing with new oak, really purity. Questo produttore tra l'altro sta sposando la causa biodinamica, sta già producendo con l'approccio biodinamico, in realtà però ci vuole qualche anno per avere la certificazione, di conseguenza ancora non ce l'ha, probabilmente arriverà nel 2019. Quello che mi piace in particolare di questa bottiglia che stiamo bevendo del 2015 è l'estrema purezza della frutta. Qui non si è giocato con niente altro, non si è giocato con rovere nuovo o altro, è purezza. There's quite a lot of acidity and freshness in this one because it's from the, as I said, from the upper valley, rather cooler part of the valley, and all these varieties, Refosco, Schioppettino, and Blaufränkisch, they are rather, I would say, high in acidities, and these are not grown hugely in this Vipava valley. So this is very, I would say, baltic at the same time because these varieties have been there. So this is like a refreshment. Redo. This is redo. This is red do. So do it again. This is the name of the wine. Vi chiedo anche di apprezzare l'acidità che dà freschezza a questo vino e che deriva dalla provenienza, dalla parte un po' più fresca, diciamo, della valle, appunto, che è questa Vipavska Dolina. Tra l'altro le tre varietà, quindi il Blaufränkisch, il Refosco e lo Schioppettino, ci sono da tanto tempo in questa regione, però sono state al tempo stesso non sono così diffuse, quindi abbiamo sia vecchio e nuovo, nel senso che si è cominciato a rifare quello che si faceva in passato. In inglese sarebbe la parola redo, rifare, ritornare su quello che si faceva, e lo trovate anche nel nome appunto di questo vino.
con una D in più per la verità. So is this something that you have tasted before? I don't think so, because it's really, I would say, original. Avete mai degustato un vino così? Forse no, è molto originale. And if you see that egg-shaped thing, then you know pretty much that the guy is into biodynamics and forward rules and so on. E se guardate la foto, insomma, capite che il soggetto è assolutamente un soggetto da biodinamica. Not necessarily. Insomma, senza andare per stereotipi, non è sempre così, ma spesso insomma, l'indicazione c'è. Okay, these are 5 wines that are really regional. Yeah, we had Fumint, we had Malvasia, then we had 2 Ribola, or Ribola plus Chardonnay, and then Ridoux. And now we have back to international, something you are familiar with, Pinot Noir. Everybody knows Pinot Noir. This is coming from northeast again, so close to Maribor. This is where it comes from the cooler climate, close to Pohorje, which is the very end of the Alps, and where the Golden Fox Ski Cup is taking place, very close. This is here. Allora, abbiamo bevuto dei vini, degustato dei vini che esprimono dei vitigni che sono nostri, tipici. Abbiamo avuto Furmint, la Malvasia, la Ribolla assieme a Chardonnay e poi quest'ultimo Retto. Ecco, ora ritorniamo su qualcosa che conoscono tutti a livello internazionale perché è un Pinot Nero, la zona di provenienza è il nord-est del paese, quindi decisamente più fresca, vicino a Maribor e Cobbie, spero di aver pronunciato correttamente, clima più freddo, siamo nella zona terminale delle Alpi e tra l'altro più vicino c'è una regione sciistica molto famosa. Eccola. So, let's talk about this one. So, this is very young vineyard actually. I think the first vintage of this was 2006. And what I like about it is really on the nose, some people will say, okay, there is a bit too much of toast maybe. But on the palate, it's again pure Pinot Noir. When Stephen tasted, Stephen Spurrier, you know, the Cantor Man of the Year, tasted it, he gave it 91 points and say it's pretty much like Mercury, so what Chardonnay is, more from the south of Côte d'Or. È una vigna abbastanza giovane, questa, da cui è stato prodotto questo vino, la prima annata credo sia stata il 2006. Si potrebbe avere la percezione iniziale a livello di naso che sia forse un po' troppo tostato, in realtà poi al palato sentiamo subito la tipicità del Pinot Nero. Quando Steven Spurrier l'ha assaggiato ha dato 91 punti, che è una cosa notevole, e ha detto che gli ricordava il Mercury. This is now 6 years old, I think it's in top condition. There is no show of getting tired or something, and this is now actually drinking beautiful. It is more, I would say, like a more courage style, more with quite a lot of, I would say, structure and tannins in the context of Pinot Noir, of course. And I think this will go for maybe a decade, or a bit less, but really shows what this region is capable of. Pinot Noir is no stranger in the region. It was introduced like other grapes in 1822, but actually first serious attempts are from 1980s from Pinot Noir, and now it's getting more and more. Direi che questo è un vino in condizioni assolutamente ottime, è proprio un buon bere, quello che possiamo fare con questo vino. È un vino anche coraggioso a livello di struttura, a livello di tannini, sempre ovviamente nel contesto del Pinot Nero, ed è un vino che può invecchiare bene, forse proprio non 10 anni, ma poco meno. Il Pinot Nero come varietà non è una varietà ignota in questa regione, dicevamo prima che è stato introdotto nel 1822, ma si è cominciato a fare sul serio nel vinificarlo a partire dagli anni 80 del secolo scorso. So it's coming from the region which is really known for aromatic whites, and therefore we brought this Pinot Noir to show what reds can actually do in this region.
Siccome questa regione in realtà è molto più famosa per i bianchi aromatici, vi abbiamo portato un Pinot Nero della stessa zona per dimostrare quello che si può fare anche con un rosso. Yeah, it also received silver at Decanter 3 years ago. 3 anni fa premiato da Decanter con l'argento. Okay, let's go to Refosco. Could I just ask a quick question? Yes, there's What a was the weather like in 2011? 11 was rather warm vintage, so the question was what was the 2011 like, the climate. It was rather warm vintage and beautiful for the reds. They actually has ripened optimally. And for the whites, it seemed to be too warm, but no, they still are going well. Like we have some Formants, Riesling, Pinot Reno, but Formant Riesling from 211 still showing beautifully. But the reason I asked the question was because I thought, well, this Stephen, who knows a lot about wine, of course, thought it was like a Mercury. I was thinking, well, but it would have to be a Mercury in a hot year. Quite a big wine. Yeah. So the comment is that if Stephen commented this as a Mercury, probably thought of Mercury from a warm or even in a hot year, perhaps. È stato chiesto com'era stata l'annata dal punto di vista climatico il 2011 e la risposta è stata che è stato un anno caldo. E questo è andato bene in particolare per i rossi, per la loro maturazione. Forse si pensa fosse stata una vendemmia, insomma un anno troppo caldo per i bianchi che ne avrebbero sofferto, ma in realtà non tanto il Pinot Grigio quanto Formant e Riesling del 2011 sono andati bene, insomma continuano ad essere ben presenti e ad andare bene. E il commento è stato fatto anche in relazione a quello che diceva prima di Steven, che l'ha paragonato questo vino al Mercury, ma se è così allora deve essere un Mercury di un'annata calda. Well, let's go to Refosc, Antonio. So Refosc can really be a beast, you know. It can be a bad guy, but if tamed and if in good hands, then something like this comes out. Passiamo al Refosco. Refosco che può essere una brutta bestia, ma se domato da chi sa farlo può dare grandi cose. Okay, so who are these three guys? So this is the owner. I tre signori sono proprietario, This is the winemaker, his daughter. il winemaker e la figlia. And this is the Claude Gross. He is a French consultant who comes twice a year to show some things, and he helped. E il terzo è il consulente francese, quindi era la figlia in mezzo, e il consulente francese che 2 o 3 volte l'anno va da loro appunto per fare una consulenza. I don't know if you know Refosco, you probably do, but Refosco is really deeply colored grape variety, and even after 10 years, if you look at it, it's deep. It didn't lose any of the color intensity. Conoscerete il Refosco, quindi già lo saprete, risultano dei vini che sono estremamente intensi di colore e lo vediamo anche in questo, che dopo 10 anni è ancora lì con la stessa profondità cromatica dell'inizio. Very strange color. Yes, it is. The comment was that it's a very strange color for 10 years old wine, and it is. And Refosco really, especially aged in oak barrels, can like fix its color and it doesn't go away. È stato fatto il commento della stranezza di questo colore per un vino che ha 10 anni ed è effettivamente così, però il Refosco questo può dare, soprattutto se è appunto invecchiato in rover. There was a fly in it, so I had to take another one. C'era un moscerino, quindi It liked it. piaceva anche al moscerino, rimaneva lì felice. Okay, what is usually the issue with Refosco is acidities. Yeah? So what you need to do, you really need to pick warm places and pick it late in order to kind of tame and put the acidities down. L'acidità merita una grande attenzione quando si lavora con il Refosco e la conseguenza
dell'attenzione è che si tende a portare in avanti la vendemmia per mantenere questa acidità sotto controllo. This one is really a joy to drink. It is in very good condition now. Acidities are not low at all, but it has that tertiary aromas, I would say, a bit of whatever you want, of wet leaves or from the wood. And there is that, again, peppery spiciness and a lot of still fresh red fruits. È una gioia per il palato questo vino, l'acidità non è eccessivamente bassa, per quanto riguarda gli aromi terziari posso sentire delle foglie bagnate, un po' di legno, le spezie sicuramente, il pepe e della frutta fresca rossa. You need a really good piece of meat with this one and some game or wild boar and work nicely. È sicuramente un vino da abbinare con la carne e pensiamo anche a della selvaggina possibile, è stato suggerito il cinghiale. Ecco, so this was Refos. It is actually the most planted red grape in Slovenia. It is hugely popular in Slovenia, but not like this, more in steeper version. Il Refosco è la varietà più piantata in Slovenia, estremamente popolare, ovviamente di solito però per fare vini più semplici non è che tutti i Refosco sono così. Okay, and having something local, so we have been shifted, so local, international, because Red Khmer, you know Red Khmers from Cambodia, I guess, they've been there, wild guys. This is actually, you guess it, what's the variety this year? You tell me. Allora, abbiamo fatto un po' di su e giù, locale, internazionale, adesso andiamo sull'internazionale di nuovo e andiamo ai Khmer rossi, appunto di reminiscenze cambogiane. Dite voi qual è il vitigno? What is this? Is this a blend or is varietal? Cos'è? Varietale, blanco, cos'è? I don't know, it's the end of the tasting, or maybe you maybe do something for your life to live longer. Potete anche fare quello che fa Luca, vivere a lungo, provare a dire una stupidata, non è che succeda niente. Syrah, there's one guess. You live long, yeah. It's a Bordeaux blend. Yeah, it's a Bordeaux blend. But again, you know, it's not from Bordeaux, it's not from Tuscany, it's from Burgos. So again, it's Merlot, needs to be Merlot because this is what usually gets ripe in Berda, and Cabernet Sauvignon only in very good years. And this is 09, which was warm, and so it was not difficult to make it right and make it ripe. It was like a millésime sportif, if you wish. Are there dry grapes? It's a good guess. I'm not sure, but I guess Probably. there was a question. There are I some. didn't taste it. Yeah, there are some dried grapes because it has that, I would say, marmalade kind of confiture. Yes, so could be the case. Could be the case. I will not say no. Could be the case. Allora, potevate provare a indovinare a lungo questo mio commento perché in realtà è un blend della regione di Brda. C'è il Merlot, c'è il Cabernet Sauvignon che viene utilizzato nelle annate buone, come era questa, perché è stato un anno caldo, è stato un buon anno per questo tipo di produzione. È stato poi chiesto se ci sono anche, se si usa anche uva passita per produrre questo vino e forse sì, nel senso che non c'è la certezza della risposta, ma ci sono dei settori che ci danno questa indicazione. Not in the bowl. No, even if there is a bit of dried grapes, it was just right because it didn't go over the hill to be cloying and sweet. It is still on with us. It is still has the freshness, but rich. It is rich and very soft on the palate, on a positively soft. Yeah. Ecco, se l'uva passita è stata utilizzata sicuramente senza esagerare, perché c'è un buon equilibrio, c'è ancora la freschezza, malgrado appunto la ricchezza e una grande morbidità.
So if this is compared to something international, it is much more Tuscany than Bordeaux. Yeah, much more. Okay, this concludes our 12 wines, 8 whites, 4 reds, and I'm sure and I hope you get some idea of what we do in our 50,000 hectare big country, which is the size of Alsace, a bit more. There's a lot of variety, which can be also a devil's thing, because we really can't focus on the one variety or one style or one thing. There is really a lot of variety in Slovenia, which is good and bad. So the only thing we can at this time kind of advocate is Slovenia. That's what we wanted to show today, and I hope we did it. Dicevamo a proposito di quest'ultimo rosso che avete degustato che se vogliamo fare un confronto con altri paesi sicuramente è più Toscana che Bordeaux. Questo conclude la nostra degustazione, avete degustato 12 vini, 8 bianchi e 4 rossi, e io spero che a questo punto abbiate una visione più chiara della produzione del mio paese, che è un paese che per ettari ha le stesse dimensioni dell'Alsazia, quindi di sicuro non molto grande, ma che malgrado queste dimensioni offre una grande varietà a livello anche proprio di varietà di vitigni. Non c'è uno stile, non c'è un vitigno solamente, e questo ovviamente può avere i suoi pro e i suoi contro. Quando facciamo una presentazione presentiamo di conseguenza il paese, la Slovenia, quello che io volevo portarvi nei bicchieri, e spero veramente di esserci riuscito. So, thank you. Small and beautiful, I guess. And if there are some questions, I take 2, 3, 1, whatever. Allora, detto che piccolo è bello, tornando alle dimensioni della Slovenia, se ci sono delle domande prima di salutarci, c'è tempo per un paio di domande, 2 o 3, quelle che sono. The Malvasia was aged in wood, wasn't it? Yes. Yeah, I thought that was a wonderful management of the wood, because you can only just detect it in the background, and had it been more, could have ruined the wine. Really a very elegant wine, I thought. The comment was that Malvasia was really carefully crafted in the wood, because it's difficult. It was barely noticed, the wood. And I think it is only the case for the last 2 vintages before you would find it. And now he realized what he needs to do. And he had to pick it a bit earlier than later. Beautiful wine. È stato fatto un commento sulla Malvasia dicendo che è stata invecchiata nel legno, ma bene, nel senso che non è eccessiva la percezione che si ha del legno, si sente sullo sfondo, e il commento è stato che è esattamente così, è una cosa però delle ultime annate, nel senso che si è dovuto correggere il tiro, era molto più marcato prima il legno, e si è capito anche, oltre a questo, che si doveva intervenire con una vendemmia un po' più precoce rispetto a quello che si faceva. One more question? Yes. In italiano. Ma sì. Ho bevuto di recente una bollicina senza degorgement. Volevo chiedere se è un caso isolato o se c'è una tendenza a fare, in una bollicina slovena, se c'è una tendenza a fare queste bollicine senza degorgement. So the question was for English listeners. The following: I recently tasted bubbles from Slovenia without degorgement, without degorging. Is there a trend for that? No, it's not a trend. This is 2 producers I know that are doing it. One is Movia and one is Royals. No, it's not a trend. The trend is that there's 100 producers that are making it. Not very many are great, but no, it's definitely not a trend. Non è assolutamente una tendenza, ci sono 2 produttori che lo fanno, che conosco, che sono Movia e Roviaz, ma altrimenti no, non è una cosa diffusa. Thanks a lot for coming, and I wish you a nice
a nice fair again, and we are in Moro, Slovenia is in Hall 6, place C5. There is more to taste. Thanks again. Allora, grazie, potete dire. Please, what do you think about the event? It has been a very great presentation of an unknown wine country, and it's a small wine country, and famous wines, interesting wines, great white wines, and we have one sparkling wine. There are some more perfect sparkling wines from the region Bisielko, from the winery Istinic probably. And very interesting red wines at the end, and very strong and very perfect red wine called Khmer. I enjoyed it. Can you introduce yourself, what you do, or what your... Sure. I'm coming from the south of Munich, a small village called Pullach. I'm trading this wine, and we have a location, wine events, other events, and we also have a wine club. South of Munich. Thank you. Thank you very much. Please, can you introduce yourself? My name is Paul Wallert. I am from Belgium. I am a sommelier, wine teacher, and I have a small wine shop in Belgium where I sell wines that I import myself. And what do you think? What do you think about today event? It was very interesting because, as a matter of fact, I import one single wine from Slovenia, from the Vipava Valley, which was also the tasting. This is nice. But now I have a full view on the whole country, so it's interesting to see all those different styles and all those different types of wine in such a small country. It's unbelievable. Okay. Thank you. Okay. Ecco, allora non è la prima volta che io vengo a queste degustazioni e cerco di accreditarmi il prima possibile perché poi non si trovano mai posti. E quindi sono contenta di essere stata qua oggi, soprattutto di scoprire questa realtà che c'è molto vicina anche al nostro Friuli, e in Italia si apprezza moltissimo adesso la vicinanza di Brda della Slovenia, diciamo, con il nostro Friuli Alto, i vini che nascono con un'anima abbastanza caratteristica. Ho sentito moltissimo territorialità in questi vini, soprattutto i Sauvignon erano un po' tutti diversi, ma la ribolla gialla è stata una cosa veramente fantastica, quasi di chiesa, di profumi di incenso, anche i rossi mi hanno colpito molto proprio per la diversità di gusto, che comunque schioppettino noi lo possiamo degustare in Friuli, ma qui assolutamente un'altra cosa, una sacralità proprio della vigna, dell'uva. I colori erano veri, luminosi. Adesso non so come si chiami quest'ultimo. Reia, il produttore Reia, il vino è Khmer. Khmer è stato veramente un bel finale. Sì, un bel finale. Come dicevamo, quasi amarone al profumo, ma poi un tannino che per essere un 2009 ancora lì che durerà un sacco. Comunque siamo qua per imparare. Sì. Grazie. Grazie. Ciao. Yes, it's very nice opportunity to try such lots of Slovenian wine here, and 3 different Sauvignon Blanc, Malvasia, or Livra Jaya, or even red. It's quite nice to try the original grape variety from Slovenia, and now it's getting popular to drink the Slovenian wine. But actually, it's not quite difficult to find the Slovenian wine in Japan, in Tokyo. People get to know more about Slovenian wine, but
yes, we need to do more education for the general consumers or even for sommeliers. They are always looking for something new and something different. And also, the quality of Slovenian wine is quite suitable with Japanese food. I think it's like wine from Alta Adige or Austria. It's the acidity is quite nice with match with Japanese food. So I hope it's my opinion, but I'm sure it's the Slovenia is coming to getting popular more in Japanese market. But in that case, we have to find such a nice producers and about the transport to make it. That is quite important to bring to Japan. Yes. I had a quite good opportunity to have here tonight. This evening. We're happy. Thank you.